Assessore, un rinvio all'ultimo momento della differenziata in città, per quale ragione? E allora, la ragione primaria di questo rinvio è di non creare particolari disagi all'utenza. Ci siamo resi conto che c'era la necessità di limare alcune situazioni, di migliorarle, di creare diciamo, efficienza rispetto a quello che era il servizio che doveva andare a rendere e per evitare che poi ci fosse una difficoltà da parte dei cittadini nell'adempiere alla raccolta differenziata, abbiamo preso un po' di tempo. Cosa significa questo? C'è la problematica relativa ai condomini. Soltanto da pochi giorni gli amministratori di condominio hanno cominciato a fare richieste per avere i cestelli carrellati e quindi la necessità di poter diciamo, valutare e ottemperare a queste richieste, oltre che l'assenza di carrellati sufficienti che potevano soddisfare le richieste stesse. La necessità di valutare quello che bisogna fare per quanto riguarda le grandi comunità, per quanto riguarda le scuole per esempio, c'è un altro problema che ancora molte di esse non sono fornite dei grossi mastelli. C'è l'esigenza di vedere, di organizzare ancora meglio quelle che erano le aree che avevamo individuato per quanto riguardavano le case sparse e le zone non servite, diciamo Petrusa, zona Pianogatta, sotto Raffadali e tutto il resto. Cioè noi vogliamo che partire con la differenziata, ma vogliamo che non sia un disagio per la gente, ma che sia un modo nuovo di affrontare lo smaltimento dei rifiuti che sia assolutamente condiviso e partecipato. Non cambia nulla in particolare in tutto quello che era stato impostato, c'è solo la necessità di fare in modo che si parte giorno 19 e nel momento in cui si parte, diciamo, le difficoltà siano le minime possibili, diciamo. Allora, io la prossima settimana sarò ogni mattina al comune di Agrigento e sono disponibile a ricevere tutte le categorie, le persone che vogliono sottoporre un problema. Da lunedì faremo gli incontri con le associazioni degli amministratori di condominio, con le associazioni dei commercianti, con tutti coloro i quali possono avere un interesse a dare suggerimenti, consigli o condivisioni rispetto all'avvio della differenziata. Noi contiamo entro il giorno 19 di avere la disponibilità partecipata, diciamo, di tutte le categorie e la risoluzione di tutti i problemi.